tentazione alla quale non abbiamo saputo resistere. Ci siamo alzati di buon'ora, abbiamo preso un treno, destinazione Torino, 32esima mostra del libro. Il Salone del Libro non è soltanto il Lingotto con i suoi padiglioni, ma è tutta la città. Il nostro viaggio comincia proprio da qui, da Piazza San Carlo, il cuore di Torino. Dagli antichi amanuensi alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg fino all'editoria moderna, da sempre i libri non soltanto fanno sognare le persone, ma tramandano il sapere di generazione in generazione. Come funziona l'app? È sufficiente scaricarla e puntare un codice contenuto nel testo del libro attraverso il quale poter poi fruire dell'ascolto dell'audiolibro. Per cui attraverso un puntatore di codici QR code noi possiamo non solo leggere il libro ma anche ascoltare l'audiolibro o scaricare contenuti aggiuntivi. Il libro è stato scritto a 17 anni, per cui ha uno stile abbastanza semplice, abbastanza giovanile, fanciullesco, e la stessa storia è una storia d'atmosfera che però si mantiene a un livello molto basso, molto semplice, volutamente, proprio perché possa in questo modo arrivare a qualsivoglia lettore. Kellerman è nato nel 1991, però il nome della casa editrice Kellerman Editore è nato perché avevamo una rivista d'arte nell'82 tra amici, si faceva una rivista così sperimentale. L'Elzeviro era firmato da questo pseudonimo Harry Kellerman che lo riprendeva da un film del 1900. Noi abbiamo scelto una linea che è un po' artigianale, se si vuol dire così, nel senso di avere una collana di storie, una collana anche di tradizioni, non solamente locali ma anche che possono spaziare anche su interessi particolari, ma che il libro abbia una sua struttura anche da un punto di vista grafico molto forte, molto connotato da un punto di vista anche di identità, come cerchiamo di fare noi. Abbiamo tentato, con tutta la passione che ci contraddistingue, penso, di reinventarci, di esplorare altri campi, che non fosse solo la carta stampata, ma che potesse essere anche la cartotecnica. Ovviamente il patrimonio culturale italiano è talmente vasto che è difficile riuscire a pensare di poterlo raccontare tutto quanto. Sicuramente però è una risorsa che sta dimostrando che attrae investimenti, attrae ricerca, attrae dunque conoscenza e francamente penso che il Museo Egizio stia mostrando che si può effettivamente mangiare con la cultura.